capito? Poi, Ma l'hanno mettito più da 10 minuti, non mi esce da ne metto la faccia a faccia. Mi fai vivermi quando mi esce da mattina così. è tardi, Susi. Che ore sono? Che dici? E 10. E tu mi hai uscito. E t'hai scedato di nuovo. T'hai scedato di nuovo me. T'hai buttato pure proprio in acqua. E tu anche ti sei scedato. Mi hai dato l'acqua ancora. La coccitella, così, piano piano. A compromesso tu, giureva così, ce l'ha, frate tu. State un cicino è venuto. E ti scedato rimane da fuori servizio, a tu mangi là. Beh, ne vedi a tua macchina su che dice a me se ancora da venire. Poi la pigliavo pure a me. Alla bella vedi di tempo. E tu muovere, le fanno fare colazione. Ma perché ti immagini che mettessi i froni rossi là con coppa? La cosa più bella, è roba sciccosa. Uscì. Ti metto lo zucchero anche. Che ne sai, c'è avuto un po' più meno zucchero, non ho zucchero di giù. Solo sapere che c'è fame. Bevi che ti fa bene. Mi fa una cortesia, si rosso, un botticino tu mangia. Gigi, oh, mi capite che io lo so? Sono che 10 anni quanti. E beh, il 9 era rimasto qua. E qual è il problema, Mimmo? Vabbè. Tu pure tu, Gigi, ma tu credi che chi è strunzo, frate, che tu origini un cuoco nei palle? Mimmo, ma mi stai tirando sta polemica inutile, sta mai? No. Dai, shit, Mobeghi. Tu pure tu. Mobeghi. Ma Va bene? Gigi, non lo conosco, tu pure tu. Ti sta quello con stomaco. No, vabbè, va. Calma. Tu pure tu. Buongiorno Massimiliano. Buongiorno, Massimiliano. Ciao Gigi, ciao amico. Stai ufficio fuori. Sangò, come sei uscito? Ehi, mo sei uscito. Ma mo se esce da macchina, mo ti faccio prima la cazziata che ci fai. Tu mi stai facendo una polemica stamattina, shit, Mobeghi. Ecco, Mobeghi. Va. Oh. Sono 20 anni, no? Che ti dico, non voglio che canucci dei bicchieri, perché mi affoca bene il cabicino e tu rientri. Ma se ti dico una voglio. Non si asciugato. Dimmi di Deve capo, mi dico io. asciugato. Non si asciugato. Si puccia un po' una pesce. Vabbè. Chi è? Sono Gigi. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, beh. Buongiorno, guarda. Mi fate sta trasu, tu Mimmo. Ah, citti. A che ora è rimasto qua? E no. Ce lo so, Sono che 10 e 20. appunto, no? Scusa, ma tu stamattina, che vai a fare? Gigi, stamattina. Io a domani ce l'hai, ma Un stamattina. anno una parola ce l'hai che come sente pitbull pigli una macchinetta veramente vostro il cervello mi fanno i ballati. Io sono chiuso a domani ce l'hai. Come sotto la tua chiamata, compagni! Amma meglio carne che tiene ma frate ma per poi! Hai tu macellare, ma faccio un bel primo taglio! E che mi sa fa un papiro come fai il primo taglio, compagni! Vabbè, allora un cucinello! A così piglia a cucina ma tutto, io metto in da pazzia, voi! Vabbè, allora lui da volte! E vicino di scudosi c'è, lo sto in coppa a spiaggia come pazzi! Allora per buia, curate! Guardate a me! Ma levate un po' ragazzi! Ma non ci stiamo! A mandare la braciola! Con buio! Oh! Coppo tutto in domacella e parto tu pacca la bu! Che l'hai fatto carne per pulpetta! E a roba la scitta ma! Che mo ci metti solo un po' che produzione in doi! E se la cosa non sta buona! A roba! Fai conto con frate ma peppa! Allora, Vabbè. e ci Sì. A difesa. C'è possibile che ogni volta ti mandano a fare un servizio tu ti appicci con qualcuno? che colpa mia? Per volere fosse colpa mia. E secondo te è colpa mia? La colpa sì è di papà che ti ha lasciato l'eredità a me. Così va a fare, io ero C'è la serrazzata, capisci? Scusate che ne ruba la conversazione. Ma discutate se è piena così soldi tu pure. Se le appigliano così poi i soldi in tuo pure. Il nuovo stamattina.
Ma sono che 10 a vinto, un tempo che vanno, un tempo che fanno se fatti pensione e che le banche dicono vieni rimane che stiamo faticando e non dobbiamo lavorare. Ma voi, ma qual è il problema? O beghi c'è prima noi, per. Che problema, Mimmo? Figlio, che per, o beghi c'è prima noi. Vai, non ti preoccupare. Ci dico una cosa, passate per il supermercato. Vedi da 15.000 euro e picchi ci dice a vittoria il versamento a banca. Poi abbasci il mercato. I soldi non mi danno sicuramente, tu ci devo girare in banca che non si fa una cosa, si chiama primo ristorante. Dice non serve qualcosa, vedi quello che la serve, fai la spesa, abbasci il mercato e ci mangi un ristorante. Ah, ricordo me. O beghi io, per, c'è prima noi. Passa pure a tu lo pisciavi, dice che rimane anche gli ospiti abbasci il ristorante, mi sembra proprio pesce fresco. E mi sembra di frutta per con pisellina fuori, però che hanno spruzzato. Dice se non sono così, non mi mannazzi, che io torno fino a cerchiamo in faccia. Qual è il Il problema? problema è o beghi c'è prima noi. Ah, ricordo Tu me. fidati. Allora, mi però, Peppe. Ma mi da fare solo una corsiabilità io, perché già è tardi. Ah, boh. Ah, c'è il mio... Vabbè, c'è Ah, prima. c'è mi tutto a te. Ah, mi hai voluto. Ma sa da fare così, no? Cioè è possibile che ogni volta che vanno a qualche parte, state appiccicati con qualcuno, che poi sa c'è ipotesi, o vera o fa break. Che chi non è un palle, non è fessari. Tu buono, la gente che si fa, fa sempre questo. Lorenzo fa canto. Pagliari c'è cancello, che siamo amici che ingannano cessa, tenga mamma malata, e solo io sacci di la libertà. State mezzo a parlare, ma anche ce l'hai detto, faccia cantando locale, ma cantando locale. Ma io stavo dicendo, hai visto pure tu, hai non dici da roba quando tu no. Ma tu ti scordi tu, Gigi, Ma chi si scorda? Ma chi si scorda? Come faccio a biscuttare se tu ogni mezzo non stai come un pitto buffo che mo dici in terreno? Come faccio a biscuttare? Se tu sei l'impresario di lì, allora tu mi hai fatto cantando di locale. Facci mettere fiducia in me, Mimmo! Devi avere fiducia! Oh! Tieni fiducia! Però tu mi hai fatto La cantando fa a locale, me! capito? C'era a te, non perché mi appassiono. Ma perché a barcato non ti piace? Vuoi vuoi mangiare? Buongiorno signorine, prepariamo qualcosa stamattina? No, grazie, stiamo a dieta. Va bene, buona Allora, ci giornata. serve, vuoi? No, salame no. Ma non fare là, andare, ci serve, vuoi? Proprio su. Ci serve tutto così, e c'è. Ah, che stanno piatto, non dai. Come sono bellini queste cose, Anna? Vuoi, eh? Nei video? No, meglio che sti qua, i B. Questi qua mi piacciono più assai. Anna, ma che fai? Ti stai andando qua a re? Lia, ma ti rendi conto che quando teniamo in gol? Sono i 5 euro. Ah, Giulia, ci facciamo un po' questo bulletto. Non credo proprio. Ma perché stasera Peppe già da papà? Peppe, oltre 500 euro di Peppe, ci servono altri 300 euro per pagare tutte queste bollette. Ah, stiamo mesi buono. E speriamo che ci paghi non fa come il solito. Devi fare un po' di latte. Non rapi proprio figlio di Franci, sta niente. Mo mi faccio la camomilla. La rapi neanche mo, prendemi una camomilla, ci sta mangi fatti stanotte. Ma ci stai venendo da stai cose, ma che no? Pensi che pure i zanzari stanno portando fatti fare i gestini suoi tutto. Le ragazze a proposito dove stanno? Sono chiuso a fare spesa. Ma si ricordano di prendere i latte e i biscotti? Ma tu capite come sono chiuso a fare spesa? 5 euro. E prendevate le mie 5 euro nella tasca. E mica che l'hanno pigliato. Ah, è bello, è bello. Poi 5 euro tutta questa roba. Bella, mi spesi 35 euro. Dove l'avete presi? Ci ho pensato io. Gli ho fatto un sorrisetto al cassiere. Gli ho detto scusa, mi ho dimenticato il portafoglio a casa. Poi al resto saranno viste gemelle. Ma almeno i latte e i biscotti l'avete presi? Latte, biscotto, marmellati, cioccolato, petto di pollo, insalata, fesa di tacchino, zucchine, prosciutto crudo e mozzarella di bufala. Ananas, kiwi,
fragole, ciliegie e vaggi pigliato pure la banana. E la mia 5 euro? Angelo, voglio pure un resto. E almeno prendevate le sigarette. Ci pensi nel gemelle stasera. Totò, e ci voleva per portarsi carte. Subene. Cioè, ma tu è possibile pigliare i ratti, ci ho messo una volta. Ci buttate l'ingasso di papà. Tu sai che papà morire l'ultima cosa fa? Fammi vedere gli incassi, sono più importanti, qui. E biggio. E ci metti il rende che è un becco. Mettile bene. Allora, chi sei all'ingasso? Lo supermercato Ponte Casanova. 13.520. Buono. Poi? Poi, sta all'ingasso lo supermercato in Daranacci. 5.300 euro. Ci sono 5.300 euro in cassa di questa settimana. E perché? Ringrazio a Dio. Perché? Che è E successo? chi li rimbette se era avuto un discount. Ah, ecco. Allora prima fa una cosa importante, che si ci ma vendere subito il cuore, perché queste 3-4 settimane crolla proprio, cavolo. Vabbè, Ah, posto al supermercato a fuori. 15.740. E chi questa settimana se ne è sceso, che è successo, loco? E chi le vigili hanno tutto quasi. Tutta la settimana là fuori non hanno fatto qualche diciamo che immagina. Allora fa una cosa, dopo mi fai ascoltare. Chiamiamo il comandante dei vigili. Chi si quando sempre un piacere, si sempre presente. Poi che hai visto stanno vicino là fuori, poi mannaca si mandano in pensione, no? E non Questi potete mi fanno divertirsi. non so, c'è non potete in merda, non si va. E comunque chi sono l'ingasso dei supermercati. E poi stanno all'ingasso al supermercato. Fammi sentire. O posto di Roma lunare, hanno gassato 7.467 euro. Stavate fino all'ultimo euro, chiesto, no? Sì, sì, sì. Poi sta all'ingasso Cenzino e Spider-Man, 5.455. Ah, e mi ha lasciato pure 5 euro a tavola. Chi si fa sempre questo, auto 5 euro, auto 7 euro, auto 6 euro, se che mi scordo, la prossima volta ci conto. Fate i miei 5 euro che ti dà e poi ci conto la settimana dopo. Va bene. È una battaglia che sta a morire, sciamma per solo mezz'ora. Hanno scusa tutto quanto per non fare casa piatto pagagadere. A tuo pagagadere. One tonight, one soul, what a lie, what a guy. I wonder so what a like it to fold, I what a ma perché, ma quando tu sai perché uomini siamo perché amore per te, ma Gigi, si va diventando bomba frencasinata. Si va diventando come un crocchetto. Ma non la vuoi fatta fino Mazzarotto sotto su. Gigi, ma prima che ci andiamo, perché non passiamo di Gesù e per vedere se mi può far cantare un locale su? Giosuè fa cantare a te, dove locale suo? Ma tu solo che lei Giosuè? È roba scicchissima, ti c'è elegante, ma cantai! E perché? Ma fanno solo jazz, blues, oh! Blues? Blues? E dan canzone, perché non faccio blues? Vuoi sentire anche qua? Faccio blues? Sì, sì. Ma sì. Aspetti qua. Senti che blues, sì. Alla Pino Daniele. E senti gli arrangiamenti. Oh, complimenti. Senti, sì. Poi sta all'ingasso il ristorante che abbiamo, 11.469. Te la tutti i soldi, chiesto, no? Volete tagliare 69 euro? Poi c'è la gente che tutto incazzato. Io chi si sta da lui, chi si dice ogni volta che ci racconta un furbo che leva i soldi da coppa, non capite che soldi ci fai di campo. Poi, E poi stanno conto che mi fa. chi si tipo di pure sparagna che porta stamattina, fammi sentire. Intanto stanno a fa. Prima qualcuno che poteva fare, ne parla, ma tutto quanto. E sta donina l'idraulica. E non pensavo proprio se ne parla a fine mese. Dice non ci sto che stai impegnato per trovare una scusa. Poi sto conto lo da pezzire. Chi si chiama frutto e fa lavoro. Sì. E allora dice, lo chiama la settimana che trasa. Dice, Peppe è impegnato, venite la settimana prossima ancora. Tu trasporti a fine mese. E poi lo 500 euro la coppa. E ne è finito. Ci stavo conto lo meccanico. Ma il cane quanto ha dato? 2.000 euro. E ci lanci la chissà perché questi immagini mettono l'altro poco. Boh, Ah, e un barbiere. va bene. Gigi e me mi vanno sempre a due barbieri. E quanto hanno speso? Da 5. 2500 euro di barbiere. Ah. E cosa hanno fatto se dato un barbiere 2500 euro in un mese? Non tengo proprio idea. Non sciampi a babbo tutti i mattini. Frate, ma babbo non sa fare, boh, non lo so.
in maschera di profumo che si mettono. E poi stanno contro i bibbi e l'alcolici per locale. Quanto ha da avere? 22.000? E 300. 22.300 euro. Non ce l'ha chi si voglio 10% di sconto, eh? Ancora, e chi già ci faceva 10%? Tu ce l'hai fatto quando mi chiuso il conto. Quando mi chiuso l'accordo, ma io non lo conto. Può essere pagato. Dice il pagamento contante, 10% di sconto. Dice il tempo sono nero. O beghi. Ma finito. Coppi. Dani. Va. E come sei fresca, frate, ma coppi. Gigi, allora quanti sì, mi fate girare tutto loco. Tu già spazio la macchina, perché che? Comunque hai per vicino. Già veniamo. Ehi, se spastriamo, dobbi tu con l'incasso. Sì signore, ci stanno problemi. Tirate le altre cose tu e ben Ok. rimane in mattina a casa. Se mi rimane a mattina lui. Gigi, rimane in mattina, però non rimane io. Ne Non ti cosa dopo? preoccupare, metti a svegli con un po' di pupo, a buono, tu. Se mi rimane a mattina, ciao. Gigi, Oh. e ti spendere i soldi. Ma perché ti risulta che mi spiega i soldi? Oh. A radire, tu. Buonanotte, Gigi. ciao. Tu stavi di notte, non si può fare più, stavi in discoteca ormai mi fatto un'età. Dopo 30 anni di luce, ora un muro, non ce la faccio più. Mi sono reso conto stasera. La musica mi tornava da cervella, il luce mi viene fastidio, la gente per cuore, ma oh, basta. Ci mi viene il cuore del locale e ce n'era più molto bingo. Ma così chiama con cambressasi. No, credo bene. Vabbè, stanno i guaglioni loro qua a fuori. I guaglioni già notte a casa mia, che buono, ma per il momento. No. Ma chi? Buonasera. Buonasera. Ma è successo qualcosa, come mai ha chiesto la casa mia? Eravamo al locale, ti cercavamo, non ti abbiamo trovato. E Gigi ci ha detto che te ne eri andato a casa tua. Beh, è successo qualcosa. Beppe, ci servono i soldi. E non potevo venire rimane a mattina con calma. Domani, Peppe, già ci staccano la corrente. Tu devi vedere un attimo quando andare i guaglioni qui. 500 euro. Fa una cosa, non c'è 400 euro e ci rimuovo con stasera. Beh, ma ci tagli se mani in i soldi. Anna, tu sai che c'è sta crisi in giro, non ti sta faticando più come si faticava una volta. Io lo calo vedo sempre chino. Ma ti sai che la gente che vive in tuo locale sono tutti paganti? Calcolo così, il 30% sono paganti, il 30% no. Metti tutte le spese che ci stanno attorno, butta fuori, DJ, barman, camerieri, ballerina, un ristorante a più, parcheggiatore fuori, la luce, o persone nei casi, le spese che stanno attorno, le rotture di riscarica, la carta igienica e tutto il consumo che si fa. O ti sta credere, è tutto guadagno. Beh, tu parla così perché non sai creare miseria. Io non so ci crea miseria. Quindi io sono nato in un quartiere povero, precisamente a Via Ferrari, nel mercatino rionale. Io sono figlio di un frettaiuolo, primogenito di una famiglia di 5 figli. E all'età di 5 anni mio padre mi ha fatto finire gli studi perché c'era la mano vicino opposta. Una vita di sacrifici, una vita di fame. La carne per noi era un lusso. Io pesce volevo solo a Natale. Capite? All'età di 15 anni, non ce la facevo più. E vicino a mio padre disse: papà, io non voglio fare più frettaiuolo, io voglio fare il milionario. Mio padre mi guardò negli occhi e con un sorriso sarcastico mi ricetta: lota, tu frettaiuolo sei nato e frettaiuolo muori. Poi con un sorriso sarcastico si girò vicino agli amici e disse: guarda, oggi in quel mercatino ti ma Peppo un milionario. E così nacque prima il mio soprannome e poi arrivai nei sorti. Per me fu una sfida. Io a 17 anni
Ma cattivo posti mio padre, ma 4 volte tanto. E sai perché? Perché la dimostrava mio padre che poteva diventare per un milionario. Da 18 anni mi ha scattato preso un mercato. Tutti i banchi che la di là si mettono a ridere chi di cuore. Perciò se volete diventare ricchi, bello e famoso, lo potete diventare. Basta volerci l'impegno. Non posso fare che un locale per pigliare 100 euro a settimana, mi deve arrivare un locale a Caserta e mi faccio guadagnare di 400 euro a sera. Se poi vi sapete comportare bene, con un cliente vi deve buscare pure 1000 euro in una serata. Ma che stai dicendo, c'ha mamma tra fe puttana? A parte che si dice escort, puttana è una cosa brutta, è una cosa vecchia. Poi se volete continuare a lavorare con me, così no, che faccia lì, trovate un altro locale a fare oppure dalla vicina, la vedo pulita. Tu, già tardi, pigli 400 euro di rancelli e guaglioni, vediamoci a cuccare che tardi, si viene poi ci vediamo con calma, se dobbiamo parlare con cada sera. E che è nata una serata da mutuarti lo servizio. Prego, da questa parte. Vediamo il giro ci trova ancora l'ortolo. Tu, ma che ci staranno i spicci, so? Tutto a posto. Ah, ci parole, si sono giunti. Bravo. Lauria si va canta. Da voglia e mi mette paura che sto occhio lucente se stanco di me non ti cerco è come la pensiera io ti vago cercando tremando per te paura se tu che mi fai mettere paura. Ehi, là ci stiamo già qua che tardi. Buongiorno. Buongiorno. Stavo pensando a quello che ha detto ieri sera Peppe. Ma infatti, Angelo, ma ci facciamo una conferenza, ma chi ce l'ha mai raso? Vicino a noi, ti va a fare puttana. Ma io piuttosto muoio di fame. Ma perché non metti il sole a fare vita? Ah. Ma perché tu sei solo Peppe? No. Sono cesso. Chi se arriva a sta fame, facessi il rapino, ma mai prostituirmi. Io ci facessi anche la gara che Peppe un milionario la qui. Come la viciniamo a Peppe un milionario? E mica ci facciamo mai, ci facciamo supermercato suoi. Ma come dire ci sta pure. Qui è stata ancora ubriaca ieri sera, secondo me. Ma perché tu tieni da modo di fare soldi? Bella, lo sai quando incasso sabato supermercato di Peppe? Dai 10.000 ai 20.000 euro. Cicciari, sono Peppo milionario. Senti una cosa, rimane a Madrid ti manda Massimiliano Cocano, piglia la barca e portala a fare un bagno sotto i faraglioni. Che a chi l'hai tu che ho bisogno io odio. No, Massimiliano Cocano. Poi l'uno e mezzo fai un bagno di lo asciutto e tu porti a basci pozzuolo e mi porti a mangiare un bello filetto di cernia, tu Torino capitano. Un gelatorino che ci metto il limone che tu vedi che ci fa male il limone Cocano. E poi ci dove una maretta. A proposito, se volessi frate Gigino e Mimucci, metti che una cicino frigorifero, all'ultimo ti sanno avuto 25 bottiglie di champagne. Mi raccomando. E si vede non mi fai una coppia di telefono a me. Babbo. Ciao ciao, mi fa sta coppia insieme. Ciao. Toto. Va bene, Fermo per un po' a Vittorio. non ci sei, aiuta la banca. Ah, c'è chiuso la banca? Massimiliano ha portato un canale veterinario. Tutto a posto. Che la c'è fare ingresso, fatta. Saranno i culloni. Ma quale cullare? Che l'hai tu vedi che non fate l'asma, ma secondo me che è perché ha sfugato. Tutto questo. Sì, del fratello Gigino, è venuto. A proposito, Gina ha chiamato stamattina presto. Hai tenuto poco più tardi perché ho trovato un ospedale. Perché che è successo? Non so, sta cosa per partorire. Perché se proprio c'è la parte di che a me mi sembra che mi ha chiudere conto. Ragazzi, c'è un problema. Qua ci servono le pistole. E cattiamo fino sto. Passa montagne, delle tute, ci travestiamo da Sto uomo. procurando. Cervello vostro, non so boh. Bad girl, cattive ragazze. Buongiorno! Beh, stamattina Pit Boom hanno picchiato champagne e stelle filanti e stiamo festeggiando un festival di Rio de Janeiro, stiamo festeggiando! Sei diventato zio! Per la quinta volta, beh! Veramente sono diventato zio per la 15ª volta. A voi, beh, per la quinta volta! A ricordate che sono solo figlie mie che portano il cognome Marcantonio! Oh, tu, stamattina, come hai aperto le pappe, bre?
Fa sempre. Ti fa conoscere per stare da voi, è brutto bugiarmi vicino alle tavate. Gigi! Facciamo un presto, portami all'ospedale, ciao Cicciu! Che sta nascendo creatura, a città qual è il problema? A spiegare essere creatura e siamo venuti all'ospedale. Quando sono arrivati all'ospedale, subito lasciamo da un infermiere, compagni! Vieni a vedere a bugiare che sta partendo! O infermiere se ne è venuto bello, cacchio. Ha guardato e ha fatto... Ma vostra moglie ha rotto le acque! E qual è il problema? Chiama l'idraulico e fallo il cucciò! Pavi, non ti preoccupa! Ha detto, ma quale idraulico? Qua ci vuole l'ostetrico! E che resta ostetrico, pari? O vedi che le frutto di mare? Ha detto, ho capito il caso. Facciamo così. Voi aspettate qua. A vostra moglie pensiamo a tutto noi. Bravo, chiagnatelo tu. Sai giusto quanto loro è pensato all'operatore. Ma rimane solo a me a via fuori. E andò cristallo qua di che sta qua. Quanto è bella e buona è venuto Mirka. Ha fatto parte di un bugiero. Ma ha fatto venire un creato. E una papa tale e quale a me. Due cosce e Don Perignon. Quanto è bella e buona. Che non famero Mirka. Ha pigliato a figlia, ma l'ha usato tutto al contrario. Ha cominciato a non a paccare fascio lui. I farò cristallo ha fatto compagnia, ma che stai facendo con figlia? Quanto è bella e buona stesso creatura. Si è drezzato il braccio, Mirka. Ha fatto vicino a essa. Coppo tutto in roccia, ha fatto parte di un paccarabù che andava una botta a dormire tutta l'operatore senza anestesia! E ha fatto la scitta, chissà si che figlia mia! Belle papà! A caricare è belle papà e bello non si io no, Vabbè, solo come si è comportato nonnillo qua, c'è andato a stare a casa a ischi. Bravo! Continuate. Allora, rispetto se ne è andato tutti e tre velocemente, due verso la cassa e uno verso l'ufficio. Avete la videosorveglianza? Sono rotte. E chi sono i problemi? Mamma ti spiega per filo e per segno come sono chiudere le cose. Allora, due sono andati verso le casse, uno è andato vicino al cassiere mettendo in questa posizione qua, aprendo la cassa velocemente. Sì. E il secondo è andato verso l'altro cassiere. Sì. Mettendolo sempre in questa posizione velocemente, prendendo i soldi. È stata una cosa proprio fulmina. E un terzo? Verso l'ufficio. Ma che sono supermercati per Pomigliano? Sì.
Ma siete proprio tre stronzi tu! Pure i soldi e pistola l'ha portato da casa! Io per mezza posto, tornare non ci voglio! Ci hanno capito buono! Faccio cazzo! Pronto? Buonasera, rispetto. Ditemi. Sì. Ci hanno avvisati già. La ringrazio. Don Beppe sta qui, sta cenando. Vabbè, mo lo avviso. Buonasera, rispetto. Chi è Massimiliano? È un ispettore Lucarelli. Hai detto che stavano urgentemente qua. Totò! Totò! Non mi vanno mangiati questi dolci. Ah, i piega lo prende come ieri. Buono. E ordinato tutti questi dolci? No. Ci aveva mandato per scuola. Mangia, va bene. Aspetta, non ho capito, ma sta macchina non si muove dentro. Picca! Adesso che mi hanno a passo di seguito. Io tengo un corso di guida veloce, aspetta. Ci ho visto, ma sta a due quarti di morte. Io mi pica avanti un poco per se no arriviamo fra 3 giorni a casa di Ma non ho capito, Ma che te sta macchina? Aspetta, Randeo. Pico, e che è successo? Aspetta, mi sa che è venuta la benzina. Ti scudo di mettere la benzina. Mannaggia, Marino, fai sempre che si pica. Pica, stiamo assieme a me, che mi fa un presso. Scina andare la macchina, ti aspetta qua. La prima pompa sta a 1,5 km. Quindi un po' di benzina e porta, te fa un presso. Aspetta, faccio una corsa. E soldi un bollettino. Mi sa che mi ero scordato. E poi la fa un presso, pica. E che tarantello, questo Riccardo. Si deve fare, se no ci andiamo a Picardi. Pica! Ti scudate di fare a pisciare. Andiamo, forza, fammi presto, pica, che su mese aveva potuto stare. Vabbè, è arrivato l'ispettore Lucarelli. Che già fa? Paolo sì. Vabbè. Sicuro? Vedi, rispetto accomodate. Buonasera, Marcando. Buonasera pure. Ma ti chiamate io te lo fai, che si può venire? Abbiamo avuto un contrattempo. Tu metti un po' di spuma. Ti giro pure rispetto. No, grazie, in servizio non bevo. Io ho sapito perché sto qua. Oh. E quindi? E quindi mi si fa vicino qui a me, rispetto così di guardia. 22.000 euro. Faccio per sì. Lo so, capo, 22.000 euro. È una manata di coreano. Rispetto, penso importante pure i 50 centesimi. Perché i soldi mi fatica. Voi ti pensate a chi ha potuto essere? Secondo voi si sape pigliare stasera si va a tavola qua. Un me l'ero da pigliare con non li sputava capa con poco, rispetto. Mi fatta la rapina a Peppo milionario. È potuto essere, rispetto. Siamo sotto giro tutto quanto. Tu ti stai zitto. Tu ti parli. Rispetto, che la sera ha cominciato la strada lunga la paura, che non sai si può finire. La valigia fatta in fretta, di un amore che non posso insieme a te. Tu canta. Non la ti canta, non te ne c'è niente, lontano bene non nascosa la gente, l'ultima amica diventa importante, per fare un regalo a chi aspetta papà. Che ne stava ghiacciato? Rispetto, ma comunque ti rispondo. Vicino sangue me, cugina ma carnale, tu non sai niente, parla. Chi si è l'ombra mista, la mattina si fa mica da sapere, rispetto. Mi faccio una capire che la rapina, noi l'abbiamo subito, non è che l'abbiamo fatto. Mi pare che ci sta facendo un interrogatorio al contrario. Vabbè, comunque io vado via. Tolgo il disturbo. Mangiate un dolce e tu vivi via col vento. No, grazie, tengo diabete. Rispetto, state attento con il diabete, perché a cugino Pasquale l'hanno tagliata la coscia.
E non trattato, ispettore. Buonasera. Quando schifo a chi si che già fa. Scendiamo, ispettore. Pica, si vede come sta combinato chi sta via coppa che non accidenti. Vai, puoi partire, vai. Manco a che la tavola non sale zebrata. Ma una casa tutta apparecchiata, c'è ti buffonarilla ancora esagerata. E poi si vede curto come l'uomo che sta sempre con questo, no? Ma che da già lì ci pare che le cose che si mette sotto i bracci, o cose lo dava. Maronna, ma che brutta gente. Ma volevano offrire un dolce pure, ha trovato la scusa, no? Ha tengo diabete, non lo posso mangiare. Pure perché ho schifo proprio a sto Peppo milionario. Ti hanno risposto sti al telefono, no? Niente, ci fatto 40 chiamate a Gigino, 40 a Memmucci. Niente, non risponde. È possibile che sti petti di tempo, il tempo di che voglio non ne trovo mai. Volessi una camomilla, Peppi? No, ma quella camomilla lo vedo mai. Dottoressa, stamattina vi vedo più bella e pimpante. Come mai? Cosa state festeggiando? E che devo festeggiare, Lucarelli? Questi me l'ha mandati ieri sera un anonimo. Secondo me un fans di questo. Dottore, che sono buonissime, questo mi piace col vento e fa pascalo con magari in ranaccia, posso? Favorite. Grazie. Ispettore, di nuovo diabete. Ma perché tenete il diabete? Ma non mi dare, te che è stata una scusa che ci trovata ieri alla casa di Peppo Milionario perché me ne voleva offrire uno lui e ha detto che tenevo diabete per non pigliare. Va bene. Ce l'ha detto pure, la sto credino in da mai. È vero, dottore, me l'ha detto in da mai che non si scusa. Picardi, io vorrei sapere lei come ha fatto a passare il test di ammissione in polizia, visto che comunque dimentica sempre tutto. Dottore, da quando mia moglie mi ha lasciato, sto tutto così. Ma che cosa? Io se ne è finito un farmacista. Dottore, tornando a noi, a me sta storia di puzza. Abbiamo dedotto che non è stata fatta questa rapina allo scopo di ricavare i soldi dall'assicurazione, in quanto il supermercato questo tipo di assicurazione non ce l'ha. Ma secondo voi Peppo Milionario faceva assicurazione al supermercato? Dottore, ho parlato anche con il direttore del supermercato e mi ha detto che erano in 3. Hanno fatto una cosa così veloce che non hanno fatto capire niente a nessuno. Però mi ha dato dei particolari, perché addirittura chi si deve manca la videosorveglianza là dentro. E mi diceva che erano, sa come piccole, diciamo, fisici piccirilli, devono essere 1,50 m, 1,60 m. E subito ero pensato, albanese, filippino, sì, funziona così. Perché sto scendendo impazzito, ma secondo voi chi ha potuto essere a fare sta rapina? A me viene da pensare che siano donne. E femmine, dottore, non è una cosa che può fare una femmina. Lucarelli, cosa ha contro le donne? No, dottore, è femmina. Lei sta ancora all'epoca che la donna possa fare soltanto la casalinga. Le donne si sono emancipate. Abbiamo donne in carriera, in politica, donne che combattono con l'esercito, donne in polizia.
Che ride a fare? Che sto contando la moglie ma lo so di io amico vanno a fare una rapina. Se fanno la rapina di 7 pezzi. Lei prenda in considerazione che siano state delle donne. La prossima macchina per fare muovere i passi, siamo veloci. Aspetta, ma ci scordate i chiavi dall'ufficio. Ma fai sempre che si mi no, fa presto. Dai, per mettere una domanda. Oh, dici rispetto. Abbiamo una curiosità, ma quanti anni tieni? 45. Siete portati una chiave? Sono una 20 anni e mezzo di rispetto. Siete ma si sposate? Felicemente sposato. Tieni figli? 2 femmine. Quanti anni tieni? E la prima mo è venuta di fare l'esame SAT, ne 18 anni. Abbiamo una curiosità. Perché fai sempre scemo con gli a campo? Rispetto, a me la guaglione mi piace. Io ho capito che ti piace. Ma sai che va una potiglia? Che si usa dottoressa, no? Pigliate mani in Iraq. Io non mi affaticato. Ci capite te, Mica! Ecco ci vuole così chiave. E ti ho fatto che si discuote pure la capa. Insieme a te, una mala verità, scende su nessuna. Oppi, un caffè? Mary mi scadi con cose, un bigliettino di visita in caseificio Paolo. Ah, lo sto. Però buon amico, io non so, c'è parlato con Gigi. Sì, non giusciavo la dire, non è cadente. Vi do un caffè, non ci pensavo. Ci pensavo. Ti piace? Passa la mano. E se può sapere, una volta è troppo rosso, vuoi amare? Lascia mettere la zuccheriera e tu metti tu. Ma perché è così difficile mettere una bustina di zucchero all'ora dentro? Quelli sono grossi, quelle bustine, che ne sai? Perché la mano a te, dove che sono le bustine a purezza, la bustina è tantino se tu che sei piccolino. Che ora sono? E se non manca 5. E fatemi Gigina, guarda da venire. A proposito, mi ha telefonato, ha avuto un imprevisto, per altri 2 minuti e sei per qua. Riuniti fratello Gigi, o viene 4. Sì, beh, non è Cattolico che volessi un festival di Sanremo, però io le canzoni scrivo. Tu pensi che hai scritto una canzone per tuo fratello? Scherzi, la canzone per me? Per Oh, e fammi sentire. Fratacchio, frata a me, frata a te, frata a chi, fratacchio. Tu sei spazio, sei soggetti e storia. Ah! Tu sei spazio, sei soggetti e storia. Tu sei un soggetto lorio. E capite che tu sei una cosa che sta a Peppa, che ti fa mangiare i pitbull, ti fa mangiare. Ti fa come la carne allasciata, ti fa... Allora non è buono questo. Studia, Studia, cammino. hai ragione, studi meglio, ok? Buongiorno Massimiliano. Buongiorno Massimiliano. Sta a posto, sei scelato frate. Sei scelato, non sta con mano pazzo. Sta con mano pazzo, perché? Ma perché non sa niente? No. A rapino al supermercato che hanno fatto? A rapino al supermercato? E stamattina mi ha sentito al telefono con Vittorio, ma è tenuto. Ma che da rice, ma che da rice. Va, che sta con mano pazzo. Ah, poi, andiamo coppa tu. Fa una cosa, va tu, io, mo vengo. Ma qua va tu, cammino. No, c'è una ambasciata a Massimiliano. Ah, è cosa bella, c'è sparti mia cazzata già pigliato. Cammino, andiamo. Vai, va. Facete sempre Ma che è successo, Massimiliano? Hanno fatto a rapino al supermercato. Madonna mia, quel pochino già stava così, ma pure ma non carne. E mo su c'è niente, Gigi, lo so. Ma non ci mi si cadita. Buongiorno. Buongiorno, tu. Buongiorno, Buongiorno, cazzo. Oh, mi buccio stamattina, giusto? No, buongiorno, cazzo a te. A me, azza, ci fatto che è stata la sua pure stamattina. No, ma io lo so. E chi lo sa, tu, che ore? Mi sono a 5. E sono a 5. E tu lo stamattina è 9, cazzo. E qual è il problema? Oh! E beh, ieri sera perché non mi risposto al telefono? Ci fatti 50 telefonate. Posso sapere che finire fatto? Io fa sempre l'esagerato, ma quella 50 telefonate? Erano 40 euro. Solito ne ci fatti 50. 40 euro, tu, mettere pure tu a Ionda. Ma pure 40 euro di telefonate, posso sapere lo si chiude? Cioè, tu devi impegnare. Ma se non ci vanno da nessuna parte, vuole impegnare E mica fatica solo per te. Io ho anche il mio lavoro personale. Io faccio un po' di matrimonio. Cioè, chissà che si inventa un lavoro del solo in Sanava. Tengo l'esclusiva, di Sprazzan. Si mi scende che sa che bravo. Cavolo, tu blocco, quando ti pagano a matrimonio? Ah, boh, perché c'è i fatti per andare a gente, non hai capito, fammi capire. Infatti me la sapete qua. Non è giù. Oh, qui, chi sta ieri? Sei aiutato a spusare a Pisa, a 500 km all'ora. E come si chiude? Non è mezzo di macchina, tu, ma a sci. E come si chiude? C'è su con Ferrari. Con Ferrari
Ferrari, Ferrari, o Ferrari, frate Peppe, non Ferrari può dire pure tu, chi lo è? No, io tengo io Ferrari. Boh, io Ferrari rosso, boh, e cosa con la famiglia, ma perché ma farsi fatti in spartezza, cose che sono pure brutte. Allora, o Ferrari con io mi, è pure 12. Io ci siamo andati quanti pigli non si può sapere. Ma erano fatte discrezione, pure e capiva la famiglia dello sposo che la caccia dei soldi, ma fa là, boh, nemmeno un matrimonio esagerato. Come sono arrivato in coppa al ristorante terra pesa, nemmeno 850 invitati, ma che ha fatto la paluente, sa fa. C'è Stefano un buffet con 1 chilometro e mezzo, per pigliare la pallerisa, ha lasciato arrivare a Livorno, ha lasciato arrivare. Però una cosa scicchissima, c'è Stefano pure, sai, si pratica di matrimonio, pure che le belle insalatiere, chi ne aperitivo, che chiamano cocktail di benvenuto. Guai, come hai visto insalatiere in coppa a tavola, o con un bietto è diventato tanto, è diventato. Subito lasciamolo capire, compari! Ammano un bello cuppino di insalatiera bianca, hai tu cameriere, no, quella bianca non ve la do, E perché? E l'acqua di mozzarella, ma che avete? Sto compari, l'acqua di mozzarella. Tu sei pisa e sai che ci stai venendo a fare. Io sono Gigino Don Perignon, ti trovo un pacco a forma cambiale che ti dorme subito e ti scita tanto me sopra. Hai chiesto? Nenama, è una fin domestica. Se non è che la soluzione che pure lo trovo. Capo, la mozzarella è pisa. E se poteva proprio bagno, gli venire collando sto terra. Guarda, ma non mi sa, non è che la soluzione che pure lo trovo. A proposito di museo, se trovo sto cercando un numero che si avvicina a Palma, sapessi a sto? A non sto a cercare. Sì, in da cica in tappa. Ma perché tu sei zallano? Vieni in dampa, mozzarella, oi noi, e fa. Ma ripenso Calone, buongiorno. Buongiorno, rispetto. Calone, papà ti stai pensando, posso fare una domanda? Può accomodare? Come no? Buongiorno. Come stai? Buongiorno. Il lavoro come va? Tutto bene, grazie, aspetta. Scusatemi. Prego. Se pure la Romagna sarebbe. Ti capito, aspetta. Erano tutti buon umore. Calò, l'altra notte stavo pensando, grazie, tu tieni presente un calendario che facciamo di due commissariati? Certo. Tieni presente il poliziotto che stanno di due commissariati? Sì. E tieni presente pure la nipote della dottoressa? Normale. Un calendario Playboy lo tiene presente? Sì. A me fa una cosa tale qua, io voglio fare con te. Mi piace l'idea, ma che divisa vuole? Ma come che divisa? A nudo, calore! Io grado, non c'è mattino, rispetto. C'è se cama ancora! Va bene, mi piace. Calore, l'ufficio tiene sempre là, l'ufficio Sempre là, rispetto. Sempre dottoressa, sempre. Dottoressa, buongiorno. Sì, dottore, siamo... No, stavo bevendo, siamo in zona, sì. Siamo già là, sì. Va bene. Buona giornata, grazie. Dica, io ci ho mandato a casa al Rindush Cassi Nicola. E là rispetto come si chiama? Mi sono sciugato. Quando ricordo mai niente. Calo, ti faccio sapere, ti chiamo e ti faccio sapere. A disposizione, rispetto. Prepara l'obiettivo. Va bene. Scusa, arrivederci, Quando è? No, questo è pavato, ricordiamoci. E già vedi che caffè. No, qua pagate, non c'è mai niente da nessuno e voglio mai niente da nessuno. Ecco di Cassano di euro, anzi pure la mazzetta voglio. E famo pure lo scambio, io lo faccio. Tu non hai colpa con una persona mia, ma come fui che ti mi innamorai, tu c'è amore senza gelosia che, però sta gelosia fa male sangue, ma come fui che ti mi innamorai, amore poco a tu, perché tu vieni. Come sapere o cazzo mio tuo, tu stai a vedere te. Sei incazzato e più una camomilla. Sono incazzato, hanno fatto la fine, sono incazzato.
Non sapevi proprio perché è voluto fare la rapina da casa mia. Non ti preoccupare, perché prima o dopo problema a sapere. Secondo me sono stati i russi. Si russi in merda. Tutti soldi e cattiveria. Vabbè, sta Pasquale con Magliere Cavò. No, lì c'era tanto anche tempo. Ringrazio a me pure a Pasquale in giro che a fine settimana a Bascia Luis. Anzi, ma una cosa ce la dici tu poi. Perché c'è una settimana che tra? Ma chi è la settimana che tra a Luis? Va. Così, caso regime. Sento bagno. Caso che sa, ma noi. Non esci, esci un po' a tassi, cessi come te esci. E andava che mani non ti riesci. Oh, mica ti mi sono io 13, ma lasci fosse un po' come tu. Vieni su Saram, vieni. Aspetta, ma sicuro? Vieni però zozzoso, vieni. Aspetta, ma non si è fatto niente, non puoi l'avessi fatto. Vieni su zitto. Se niente alla fine hanno fatto a Peppo milionario. Come, non lo so, ci aspetta ora, come si fa, non lo so per E parli a dici che sai. Lo so tutto no, visto che voglio una missione, mi fa finire. E dici che sai, parla, che sai, chi è stato, che sai, parla. Niente di particolare, rispetto, so che hanno fatto la rapina a Peppo milionario. Sì, che sta zitto, quando parli che sta zitto. Che sai, che sai? Dici, parla. Io non ci azzecco niente, rispetto se volete sapere questo. Non da mo dici azzecco niente, che sai che fa la rapina, hanno fatto una rapina a Peppo milionario. E basta. Che si sa? E lo so pure io, ma tu ne hai riuscito chi è stato, che sai? Non mi passerà una mano, rispetto. Sono recipano. Non so niente, cioè che rispetto. Stai dicendo che anziani, ma ti avvisi una cosa, se sai che sai qualcosa, ti manda a svizzera a fare buco tuo formaggio, sono recipano. Ti sto avvisando, e hai sta pure zocco. Rispetto, stiamo parlando di Peppo milionario, voi sapete chi è Peppo milionario, ma io a tu qua chi sta? E sta scipando. Ma la tu è Peppo milionario, amici mica, chi stai nato fanzi Peppo milionario. Oh, amica, mi dimentico che ti hanno più fanzi Peppo milionario che a Gigi d'Alessia. Tu c'hai la stessa iniziale del nome come la mia squadra del cuore. N, Napoli. Bravo, Mimù. Mimù, dopo vi un caffè. Ci fa capre una cosa fresca. Allora N, tu il caffè, che a granite limonai. Vai. Ci arretriamo sta macchina. Ciao ragazzi. Buongiorno. Come state? Tutto a posto? E che sta Coca-Cola? Porti una spuma 66 bianca Ma e va un'altra piano, rosé. porta rose direttamente, N. Sì, E ma fai poi- tutto un peppo fuori. Sì. Sentite ragazzi, visto e considerato che Peppe mi sta producendo il disco. Lo vedo. Un grande disco, 10 canzoni. Bellissimo. E io per fare il video di questa canzone ho bisogno della nostra... Ma quale canzone? Le donne napoletane, della nostra mediterraneità, hai capito? Le modelle. Modelle, e facci casa di direttamente, non piedi a fuori. Niente di me, vai, scanda, vai. Modelle, ragazze belle come stelle, con mare sole su pelle, di questa terra senza età. Modelle, figlie di favole e canzoni, cresciute sotto agli ombrelloni, spaghetti, pizza e cielo blu. Si sembra un pelone, sì! Mi fatto venire per le papere, mi fatto venire! Ma voi che fate qua, ragazzi? Pigli l'accordo, pigli l'accordo voi! Sì, poi per i dettagli, diciamo, una di queste sere ci facciamo una cena, una serata, per vedere un pochettino come mettere i pantaloni, quelli che dovete indossare. Ma ne pure per un il po' video, mangiare, capito? signorina, mi bu! Ma io, tu sei tu, la vongolatore, per esempio. La vongolatore. La vongola è quella che tu asci la bocca, mi bu! Si chiama la gondola d'oro! La cornola d'oro. La cornola, così faccio pure un batte svecchiato che stanno con il ristorante, avete capito? La gondola, ma non si sta a Venezia, mi bu! No. E che è il problema tuo? E voi invece che stavate facendo, signorina? Facetemi sentire. Siamo andati a fare shopping. Oh, pure noi, shopping, sente che ti sente, Non mi fa sentire sta parola, che come sente le pitbull s'afferra nei fili, la luce mi fulmina e esce da me. Come si può fare stamattina, mujer mi ha fatto Gigi! Ma ho cattato una bella macchina nuova, che fai
spesa, la città è quale è il problema? Aiuto a pigliare i buccessi, mi do accanto alla macchina perché è disprezzante. Si fa scendere e sabato, brava, mi bu. Come sotto la città concessionaria ci chiamano a chi la BMW. Compagni! Fammi vedere la meglio macchina che tiene! Altri che stanno tutte qua, guardate! Come? Tenevo per 2, o per 3, ci compagni e caccia fa per 2 o per 3! A me mi hanno per 16! Perché è disprezzante! Si fa scendere che stava campando! Io manager. Oh, pronto? No, stammi da macchina, stammi da macchina. No, stiamo facendo un semaforo, perciò ti è dopo tu, hai capito? No, mi stanno usando vetro, è un cingano. Stanno usando vetro. Di me ho messo una foto su Facebook, nessuno mi piace avete messo. Ho bevuto a poco. La città Pasquale può mai dire che vai a finire la settimana. E poi la ringraziatore via col vento che ci manna ieri. Ah, solo una cosa strana, no, io immagino mi hanno niente. Poi parlando con Massimiliano, no, quello l'hanno portato un buon espresso. Lei sta vedendo anche tra le donne? Sì, ma sto chiedendo ovunque, ma la cosa che si meravigliano di più è quella che hanno fatto una rapina per un milionario. È una cosa impossibile. E poi quando glielo chiedo addirittura mi ridono in faccia. Maschilisti e ignoranti. Secondo lei le donne servono soltanto per fare il bucato e cucinare? No, ma questa non è una cosa che dico io. Lo dicono loro. Appena gli dico, guarda, secondo voi saranno state delle donne a fare questa rapina? Morire non faccio. Quando ero bambina, nel mio quartiere, c'era un uomo che maltrattava la moglie. La teneva giusto come oggetto per la casa. Spesso litigavano, sentivo le sue urla, gridare contro la moglie. Tu sei una femmina, e la femmina serve solo a una cosa. Nel frattempo sono cresciuta, mi sono arruolata in polizia. La soddisfazione più bella della mia carriera, arrestare quell'uomo per maltrattamento e percosse nei confronti della moglie. E quando l'arrestai, sai cosa gli dissi con un sorriso sarcastico? Fai tanto l'uomo e poi ti fate arrestare una femmina. Io non sono maschilista, ma mica sono tutto quanto come voi. Lucarelli, la maggior parte sì, si fidi. Buongiorno signora! Buongiorno. Questa è la nota del ristorante di mio fratello Peppe. Anche mio fratello Peppe, se poi c'è il medico, ma andate pure 5 kg di puzzolero che non va buona a casa. Anzi, vaccinato, andate pure 5 kg a casa mia, ok? Segnatelo, aspetta, faccio una cosa, chiama mia moglie e vedi se lo serve qualcosa. Pronto? Ciao amore! Sto con la semplice Paolo. A un sorello già è spigliato, non ti preoccupare. Se ve lo mandate, se pure qualche cosa? A trescia boh! Che la catena meglio cresce in Napoli! Non perché se avete la puzza si fa a cucco! Signora, allora gentilmente 5 kg di treccia! Che la serve adesso? E ciliegie! E sto bravo a semplice, sto quando fruttaiolo, che le ciliegie, va bene, ma fa mettere di... Ah, vabbè, allora ricotta i fucili, ecco, la ricotta i contrabbande. Vabbè, signor, 2 kg di ricotta i fucili, va bene? Ok, poi... tengono, guarda i cullette! Signor, datemi 2 pezzi, guarda i cullette, che mi metto una alla parte che vado a mantroliette! Faccio figurone, faccio, vabbè! Che ne serve? Ora scolate, e chi? A scolate! E parlo pure, mi fa mettere di... Signor, allora 5 kg di olive scolate, ma raccomando senza acqua e quando vanno mia moglie. Poi, signora, questa è stata lì, allora faccio una cosa. Allora 25 kg, che rimane l'uomo suo per essere il ciampo, vabbè, adesso hai fatto po', adesso ti lasciate che la telefonata tutto, vabbè, ciao. Pronto? Oi bimbo, e sto tutto qua sto facendo la spesa. O so che se la via fonoso, va. Sì signor, sto facendo, ciao. Ok, signor, allora tutto a posto, vi ho insegnato tutto? Ma tutto sul conto del ristorante di mio fratello Peppe, va bene? Ragazzi, ma ci rendiamo conto quanto abbiamo speso? Quasi 10.000 euro per fare shopping. Gigi, sei ragione. Mi sono divertita così a spendere tutti questi soldi. La signorina non è voluto che gli pugno a fare la prima che si metteva paura, per i soldi se la stava per spendere. Amico suo chef. Anzi, prima mi invitate. Vieni con noi, comprati qualcosa.
E poi volessimo aumentare. E vuol dire che la prossima volta vieni anche tu con noi. Ma perché non da fanata? E basta. Scapricciati alla me, mattina a casa, se non puoi in galera, in questo mese. A me un po' di spuma, dai. Spuma bianca o spuma rossa? Non è molto così. Lo so. Ti danno quelle candine per il candito. Messo! Buongiorno! Buongiorno Epe, buongiorno Totò! C'è possibile? Che sono 20 anni e tu mi avete imparato a bussare? Dice, aspetta, uno dice amanti e potrà, se no che era permesso. Ma io sapendo che tu senti la voce mia e mi conosci e dici direttamente tras. Il tras è un bel tempo fuori la porta, fratello qua. È un bello, no? Credi, che lo letto? Ok. E sono di nuovo già seccato. Oh, e venga presto e se la vedi. E venga tardi e se la vedi. Ma trissimo due vitte pulite di cervello, caro Peppe. Ma una mattina secondo te a che ora è stamattina? Tu gli avevi messo un roppo che mi ha E là sto problema. Tu la mattina ti susmai lo stesso orario, E che poi? Bravo, uno è stato in un bancolotto per sapere a cosa uscita la mattina. Svegliati alle 7 di mattina. Tu ti chiami, dici Peppe sei scetato. Tu parti da casa e ci metti questo mezzo di babbanica. Ah, buia, hanno capito. Però io stamattina ero venuto presto, ho dovuto mandare un consiglio. Posso? Siccome non vede che si fa la comunione figlia, lo sai, no? Tu ci hai fatto pure un battesimo, quindi andava a fare pure un compagno, no? Tu? Allora io volevo chiedere il consiglio sul regalo che ci lascia fare io, padre, che te la potestà genitoriale. Allora, parlo. o vuoi accattare una grande laurea, o futuro, che dici? Ottimo. La verità, come aspettava di un regalo così intelligente per guaglione? Bravo, ma uno da pensare ora al futuro dei propri figli. E che laurea potessi pigliare? In lettere. E come ti fa fuoco così? Pigliamo la laurea in lettere, tu? Va bene, va bene, dici tu. C'è una bella laurea in economia. Economia! Spanima, ti preoccupare! Zimba non zimba, o portafoglio numero 1 in Napoli. Allora, tu? Songo o non songo, portafoglio numero 1 in Napoli. Ma fa sti cosa a tirchia Maria, proprio, zimba non zimba, una famiglia. Tu invece che hai pensato un regalo? Io ci parlato già con moglie. Ci ti voglio mettere 20.000 euro in coppa a banca. Gli voglio testare la villetta appositata. Ma piace, fatto un bello regalo. E però, ma posso voglio una laurea a 18 anni, la villetta a 18 anni. E ma non si dove niente, ma non bene che quando si fa con me. Ma cos'era così per domenica dicevo? O volevo fare una bella cosa che si sfazzia a volo, che dici? Che volevo fare? Cielo! Oh, cattamma una grande motocicletta! Ottima a casa! Ma non 600! O 1200! Perché ti spezzano? Si scende che stavo qua, bravo, che dici? E quale quello? Spartiamo a 3, quale? Già stai sbagliando un po', solo che la mamma sentiva paura, ma mi ha fatto 9 anni. 9 anni, fatto bene. Hanno ho portato tranquillo, che si preoccupa di se su. Quando vai a scuola, butti tu. Bravo, facci questo bello regalo alla comunità, che dici? Tutti quanti insieme. Allora, spartiamo, però veramente con una logica precisa. Tu ho fatto la motocicletta e io ho fatto un cascacco. Tu pure là. Io porto già. Abbiamo fatto la parata, abbiamo parlato, andiamo. Motocicletta, casca e porta già. Tenete conto, guarda. Buongiorno. Buongiorno, ispettore. Sta per un milionario. Ci stava, si sta facendo un bagno. Ma già parlato, ci possiamo accomodare. Lo tenete mandato. Ascolta, non ci scusate. No. E allora devi aspettare qua. Se vi vuole ricevere bene, altrimenti veniamo. Va bene? Va bene. Aspetta, non ti manca anche tutto mandato. Ma tu frate lo pazzo, se tu sei più scemi che ti dà mosina e chiudi. Secondo te ci vuoi mandare a parlare con Peppo Milionario? Ma Picardi.
Ma poi aspetta, ma che te ne con quello che lo paga? Nemmeno tu che loro. E secondo te non un buffone come Peppo Milionario poteva mai tenere un pane semplice e normale? Secondo me sicuro a mangiare tu in scatolette ostriche e champagne. Ma poi, il rumore che faceva? Ma che lui? Ma che sta rapato secondo me. Vabbè, se l'ispettore Lucarella lì fuori che sta aspettando. E farlo così, farlo accomodare all'ufficio, la Peppa si stava facendo un bagno, 10 minuti e saggio. Io una grande rapina facessero 100 ingrosso. Se al supermercato siamo riusciti a fare 20.000 euro, sicuramente nel centro ingrosso un 200.000 euro li troveremo. Ma una rapina state organizzando? Ma manca quelli di fornire per mettere in devoare. E beh, che fa? Ma facciamo un'altra, sto problema. E poi ne facciamo un'altra, almeno ci sistemiamo. Peppe non va mai all'epoca muore una rapina. A me lo admani e zero che per colpa vostra ne parta mamma in giù faccio niente. Cioè, a manca cosa fare carabini e si fatti. Questo sapete che carabini l'ha subito e non l'ha fatta, no? Che fanno i rapini è normale, marcando, ma non a Peppo Milionario. Perché che c'è di strano? Non sono un commerciante come tutti quanti l'altro. A Peppo Milionario quando bene un poco troppo assai. È perché sono un cristiano che si sa come comportare la gente. E quindi chi sto su scema? O su pisce di le cannucce? O su femmina? Il film rispetto. Sapete che film che si fa? No. La prossima devo spiegare a 4 ore. Anzi, porto il locale mia a casetta, così vi faccio capire come si fa. Sono arrivati i dolcetti Pasquale col Maier. Ah, boh, non ce l'assaggio però l'ispettore troppo lui. No, grazie, tengo diabete, già la città da poco. Sono via col vento, rispetto sono leggero. Magnata a vita, tengo diabete. Togliamo il di su, andiamoci in ricarico. Poi chi? Ma chi? Pesce con la cappone. Non sai niente? Ma che cosa? La rapina a Peppo Milionario. Aspetta, sta rapina sta parlando tutto Napoli, non sai niente sta rapina. E tu mi volessi fare credere che la gente che trasa esce a Cadine tu non sai niente? Aspetta, ma ci fai 13 anni che lì, non so 5 anni. Fai di che solamente, non britti. E quindi volessi fare che stai facendo bravo Vaglione? Troppo buono Vaglione, aspetta. L'altra volta ci volevamo andare via col vento. E stasera? No, così, è una cosa così. Va bene, grazie. Dottore? Sì. Ci va portato Pony Express. Pony Express. Che coincidenza, anche noi un Pony Express. Bah. Avanti. Dottori, scusatemi, hanno fatto una rapina al centro ingrosso. Centro Ingrossi? Sì. Al centro Ingrossi, ispettore. E se non mi sbaglio, chi siete Peppo Milionario, pure chi sto qua? Sicuramente sarà il suo. L'altra sera sono arrivati via col vento, sia a lui che a me, e avevano fatto la rapina al supermercato, come questa sera. Secondo me sti dolcetti ci mandano per ci pigliare in giro, dottore. Secondo me questi dolcetti sono la loro firma. Sì che prima mandare a fanculo a Peppo con tutti i locali suoi. No, per ora dobbiamo dimostrare che abbiamo più bisogno di prima. Ma perché già mi fanno un bello viaggio? Non si tocca neanche un centesimo, altrimenti diamo sospetti. Hai ragione. Stasera sicuramente Peppe ci vuole tagliare sulla paga. E noi proprio là a insistere. Per me avete esagerato. Fin quando si parla di 20.000 euro, per Peppe sono spicci. Mamma, 200.000 euro. Sì, guardi che i compagni di Peppe vanno trovare i capi di estate. Sì, ma chi va a pensare che sono stati 3 fanzulli innocenti? Comunque, per ora li lasciamo lì. Anzi, sai che facciamo? Andiamo a casa di Peppe, gli chiediamo in prestito 1.000 euro e gli diciamo che ci servono. Cioè, è possibile che nessuno sa niente? Non può essere che gente che non fa proprio parte dello sistema. Secondo me il caso sono i russi o gli albanesi. Gli albanesi? No, chi le fanno la prostituzione? Allora sono i russi. Sti russi e merda. Tutto sordi e cattiveri. Tu? Ma perché parli dalle qua racconti che ha fatto il filmato di Comune? Vabbè,
Chi le conta che parla dalle scuola a me? Visto che Peppe te un sacco di creditori, non è che qualcuno ci ha fatto un rispetto. Bravo, nelle indagini non bisogna mai scartare nulla. Lucarelli, come dice Picardi, faccia un giro anche tra i suoi fornitori, anzi, no, li convochi qui in commissariato. Dottori, ora proviamo anche quest'altra pista, ma penso che sarà un po' difficile. Qui caciniamo, ma come la cosa si scende, ma ritmo un po'. Sta un cervello che si dice famoso, sai che è proprio buono. Non fai ascoltare che ci accattiamo i quota. Ma manca ci vedi a Peppe se mi faceva cantare in un locale. Ma che stai dicendo? Questo chiaro l'unica che dice a Peppe si fa cantare in un locale, cammi. Gigi, ma tu una cosa, non ci dici mai mi fa cantare in un locale. Mimmo, secondo me, tu pur dire pitbull che si stanno facendo del cervello, ma tu hai visto a chi come stai stamattina? Gigi, ma come stai? Perché sta buono, sta qui lunanetta, bello con l'aria condizionata, che la fa cogliere in tuo vino, noi che stiamo malamente sotto il sole, sempre ora di mangiare, e morti di fame sta. Allora facciamo una cosa, facciamo questi servizi a presto, ma poi la roba ti porta a mangiare arriva, ma può? Ma tu capitano? A tuo capitano, ti porta a mangiare tu generale, è superiore! A tu generale? O pur te, o pur, ti fai scittare proprio la piovra in coppa la piastra, ti fai mangiare i meglio frutti e mare che va mangiare, una grande alla costa tanta e ci mangiamo, e poi ti fai mangiare una cosa che tu devi assaggiare. Che cosa, Gigi? O squalo indurata e fritta, a bucemio! Poi una cosa importante, voglio dire, stiamo facendo troppi sfarzi. Secondo me mi fa bene qualcosa. Giusto, papi. Perché l'uomo che può far bene tutte cose. L'uomo che può far bene tutte cose? Non ha paura di niente. Papi, a posto, ci chiamate. Erano tutti quanti. Solo a Nessette, ma non poco prima perché volevo parlare con te. E io so che ne sto venendo poco prima. Perché? Perché so che a te quello Rubingo che si sta male a caserta. E tu ci dai? Ha una sola condizione. Sarebbe? Ma dare il quadro bar che ti era puceriale. Buono. Chi le fate che non basta? Ma chi vai ti va sto? Accomodate. Oggi facciamo una cosa seria. Disposizione. Che sta succedendo? Sapete niente di questi rapini che stanno facendo? Ma che lei a Peppo Milionario state parlando? Bravissimo io. E lo sappiamo che sa tutto il quartiere, ma non è cosa che ci compete a noi, aspetta. Sappiamo non mai come, aspetta, ma io tocco a Peppo Milionario. Sì, devi vedere, sono i difensi per Peppo Milionario. Ma ma papi se una cosa. Tenete presente che se venga a sapere che sapete qualcosa e mo state dicendo, io vendosso capito. Ho detto, ma amore, lei si metto, sapete buono, che... Non sapete niente. Aspetta, lo vanno bene tutto o li quanto. fa. I pigliava talmente che di pacchero che mi faccio fare i tatuaggi a quello. Vabbè. Va bene? Tutto chiaro? Fanno io e piccolo la chissà di luce. Sta non mai buono. La luce. Buonasera. Vabbè, tu sai che sono poco prima, no? Come non sa, ci sta giù prima tu, E perché mi trovi, no? Voglio vedere se capito. Tu si carta conosciuto, si può anche tu che quadro Rubingo. Capito bene? Allora si scende, ti presenti con uno piscete che lo che te ne mette, noi ci mangiamo a te missa. Hai ragione. Oh, guarda che sta arrivando. Buonasera. Buonasera, ciao. Tuo fratello Peppe è in casa? Sì, ci sta, ma sta impegnato. Aspettiamo. Guardate, mi fatti a buco, però. E che fa? Aspettiamo, devi andare a fare. Aspetta, vabbè, possiamo esservi utili noi. Cosa vi serve? Ti servono 1000 euro, ci pensi tu? 1000? Allora ti aspetta bene. E mentre aspettiamo per piacere pazzini urbani. Allora, mi devo perquisire. Ma che ha perquisito? Faccia perquisire. Mimmo, ma non serve niente in quello che vuoi Te perquisire. devo perquisire, non puoi entrare, capito? Ti devo perquisire. Tirati. Allora, dove vai? Ma allora, non può entrare sì. Non va. Si carta conosciuto, Mimmo. Ma non capi una cosa per no, te? Siamo nel 2015, stiamo a pensare cose di famiglia. Un business è business.
Signorine, per quanto riguarda quella famosa cena a Sorrento, che avete pensato? Ma a noi è culo, non ci piace. Gio, io vado a impazzire il culo. Ma qual è il problema? Perciò a Marcellina alla fa che lei è una strada ritta. Se permettete, una bella cena ostica e champagne. Non ci piace nell'ostro. E qual è il problema? Lì ti faccio fuori scuola alle vecchie appare. Gigi, non ci piace proprio pesce. Allora andiamo in montagna, una bella grigliata di carne ed è fatta. Mimmo, siamo animaliste, siamo diventate pure vegetariani. E allora se si vegetariana, ti faccio mangiare meglio la pizza di scarola che mi hai mangiata. Bravo, zia Antonietta. Bravo. Non ci piace neanche il scaro. Dici niente. E perché non ci si diverte, scusa? E nessuno ti si diverte, non sei buono. E perché? Vabbè, ma voi pensate, avete capito? Non è che uno vi vuole posticere, diciamo, che volete venire, non volete venire, capito? Angelo, finiamo? Soldi? Ci fa mangiare la Gigi. Gigi, ce lo ricordi tu a Peppe che ci servono i soldi per le bollette? Aspetta, e qual è il problema? Ma secondo voi ragazze, Peppe si mette con 1.000 euro? Gigi, ma qual è il problema? Glieli portiamo noi fino a casa, i 1.000 euro. E ci accompagniamo con una bella champagne. No, ragazze, che ne dite? No, siamo astemie. Astemie pure, siete astemie. E siete che non vi piace il pesce, la cannalicchia, la carne sulla montagna, ma... Mimmo, non ci piacciono le uomini sposati. Vabbè, ma io mi sto lasciando. Ciao, Sì, Mimmo. mi sto divorziando. Sì, carta conosciuta. Noi, Gigi, dicevo pure tu che mi sto lasciando. Il problema è se tu che devi sposare. Io che mi sono sposato, guarda come cammina il bello, guarda. Guarda che ci stiamo partendo. Amore, Niente. Non ci penso. Voglio fare una pisciata e ci penso. Eppure il nesso sapessi, la devo comunque. Gigi, ma mo ci dice a Peppe, si mi fa cantare il tuo locale, Mimmo, a te pure vitti pure danno l'acqua del cirretto. Se si facendo non avevi coppa che dici si fa cantare il locale. Guarda, che c'è ritmo, mamma mia, tu sei un manager mio, Gigi. Ma qua manager, Mimmo. Scusa. Ci stai tenendo coppe e spine, può parlare? Ma che si mi aiuta dove? Sto chiudendo il bagno. A Roppo sono passato per innanzi all'ufficio. Peppe si parlano con certi compagni dei suoi. Sta facendo un affare di 5 milioni di euro. Saccio posto. A data e a che ora? E beh, che ma fai? E quale ho senso? Che ti cagna la vita lì, a chi stia senso? Sono 5 milioni di euro. Fino a mo si venivano a firmare fino ai 3 soldi. Anna, tu stai fuori, non ci potevo mettere con il Beppe milionario. Caccia, può finire il botto. Vedi che cattive ragazze. E professionista lo cazzo. Ma perché fossi tu la professionista? State zitto tu. Facci con mamma fa. C'è confezionare tutte cose non c'è. Ma tu quali sono? Un business è business. No, perché tu ti rovinzi e scaldando a te soldi. Ma che capi? Lei, ti ammazzo tu. Toto!
Apri. Peppo Milana! Peppo Milana! E ricorda che l'astuzia e l'intelligenza di una donna superano anche gli uomini di Gomorra. Caspiteria, Rosario, hai fatto finire il film e la canzone manco me l'hai fatto cantare. A parte il fatto che non è colpa mia, è colpa del regista. Ma poi il film ancora è da finire. Cantate un coppia di telefono. Lui. Se il film vi è piaciuto, ditelo a tutti i vostri amici! Ma se non vi è piaciuto, facetemi cazzo vostro! Oh no?